Almeno per quanto riguarda i vigili, nessuno ha mai assunto quanto noi. Così l'assessore veneziano alla polizia locale Giorgio D'Este risponde alle critiche della CGIL sulle presunte carenze di organico tra i dipendenti di Cafarsetti. Sono circa 200 i nuovi assunti e questo è anche per dare spazio a nuovi giovani che naturalmente hanno risposto a caratteristiche specifiche nei bandi che si sono sostenuti, e quindi quello che gli è stato somministrato in termini di formazione certamente è semplicemente allineato a quelle che sono le altre forze di polizia. In questa strada noi siamo oramai parecchio avanti. Un percorso di assunzioni e formazione, garantisce D'Este, che continuerà anche in futuro. Io mi auguro che il nostro sindaco anzi possa aumentare il numero degli agenti di polizia locale, perché naturalmente non si parla solo di coprire quelli che sono i servizi di carattere operativo, ma anche di genere amministrativo. Per il resto, conclude l'assessore, non è scritto da nessuna parte che il numero dei dipendenti debba raggiungere il massimo consentito dalla legge. Se con un'amministrazione più efficiente si può abbassare il costo del lavoro, tanto meglio. Io credo che non si tratti propriamente di dover arrivare appunto a toccare i limiti concessi. Io credo che si debba guardare la pubblica amministrazione come una realtà che invece deve lavorare, deve essere efficiente ed efficace.